Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vorrei soffermarmi su quella dimensione della speranza che è la testa vigilante. Il tema della vigilanza è uno dei fili conduttori del Nuovo Testamento. Gesù predica ai suoi discepoli: siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa gli aprano subito. In questo tempo che segue la resurrezione di Gesù, in cui si alternano in continuazioni momenti sereni e altri angosciosi, i cristiani non si adagiano mai. Il Vangelo raccomanda di essere come dei servi che non vanno mai a dormire finché il loro padrone non è rientrato. Questo mondo esige la nostra responsabilità e noi ce l'assumiamo tutta e con amore. Gesù vuole che la nostra esistenza sia laboriosa, che non abbassiamo mai la guardia per accogliere con gratitudine e stupore ogni nuovo giorno donatoci da Dio. Ogni mattina è una pagina bianca che il cristiano incomincia a scrivere con le opere di bene. Noi siamo già stati salvati dalla redenzione di Gesù. Per ora attendiamo la piena manifestazione della sua signoria, quando finalmente Dio sarà tutto in tutti. Nulla è più certo nella fede dei cristiani di questo appuntamento col Signore quando Lui venga. E quando questo giorno arriverà, noi cristiani vogliamo essere come quei servi che hanno passato la notte con i fianchi cinti e le lampade accese. Bisogna essere pronti per la salvezza che arriva, pronti all'incontro. Avete pensato voi come sarà quell'incontro con Gesù quando Lui venga? Ma sarà un abbraccio, una gioia enorme, una grande gioia. Questo incontro, noi dobbiamo vivere in attesa di questo incontro. Il cristiano non è fatto per la noia, semmai per la pazienza. Sa che anche nella monotonia di certi giorni, sempre uguali, è nascosto un mistero di grazia. Ci sono persone che con la perseveranza del loro amore diventano come pozzi che irrigano il deserto. Nulla avviene in vano e nessuna situazione in cui un cristiano si trova immerso è completamente refrattaria all'amore. Nessuna notte è così lunga da far dimenticare la gioia dell'aurora. E quanto più oscura, più vicina all'aurora. Se rimaniamo tutti uniti a Gesù, il freddo dei momenti difficili non ci paralizza. E se anche il mondo intero predicasse contro la speranza, se dicesse che il futuro porterà solo nubi oscure, il cristiano sa che in quello stesso futuro c'è il ritorno di Cristo. Quando questo succederà, nessuno sa il tempo, non lo sa, ma il pensiero che al termine della nostra storia c'è Gesù misericordioso basta per avere fiducia e non maledire la vita. Tutto verrà salvato, tutto.
Soffriremo, ci saranno momenti che suscitano rabbia e indignazione, ma la dolce e potente memoria di Cristo scaccerà la tentazione di pensare che questa vita è sbagliata. Dopo aver conosciuto Gesù, noi non possiamo far altro che scrutare la storia con fiducia e speranza. Gesù è come una casa e noi siamo dentro e dalle finestre di questa casa noi guardiamo il mondo. Perciò non ci richiudiamo in noi stessi, non rimpiangiamo con malinconia un passato che si presume dorato, ma guardiamo sempre avanti, a un futuro che non è solo opera delle nostre mani, ma che anzitutto è una preoccupazione costante della provvidenza di Dio. Tutto ciò che è opaco un giorno diventerà luce. E pensiamo che Dio non smentisce se stesso, mai. Dio non delude mai. La sua volontà nei nostri confronti non è nebulosa, ma è un progetto di salvezza ben delineato. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Per cui non ci abbandoniamo al fluire degli eventi con pessimismo, come se la storia fosse un treno di cui si è perso il controllo. La rassegnazione non è una virtù cristiana, come non è da cristiani alzare le spalle o piegare la testa davanti a un destino che ci sembra ineluttabile. Ci reca speranza al mondo non è mai una persona remissiva. Gesù ci raccomanda di attenderlo senza stare con le mani in mano. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. Non c'è costruttore di pace che alla fine dei conti non abbia compromesso la sua pace personale assumendo il problema degli altri. Questo non è un costruttore di pace. Questo è un pigro. Questo è un comodo. Non è costruttore di pace che alla fine dei conti non abbia compromesso la sua pace personale assumendo i problemi degli altri. Perché il cristiano rischia, ha il coraggio di rischiare per portare il bene che Gesù ci ha donato, ci ha dato come un tesoro. In ogni giorno della nostra vita ripetiamo quell'invocazione che i primi discepoli nella loro lingua aramaica esprimevano con le parole Maranatha e che ritroviamo nell'ultimo versetto della Bibbia. Vieni, Signore Gesù. È il ritornello di ogni esistenza cristiana. Nel nostro mondo non abbiamo bisogno di altro se non di una carezza del Cristo, che grazie a sé nella preghiera, nei giorni difficili di questa vita, sentiamo la sua voce che risponde e ci rassicura, ecco, io vengo presto. Grazie.